Oggi Milan-Genoa 1-1, Valgo Raffaele Leao e Colombo. Oggi, mamma mia, ma che fortuna non tengono chi sta, mamma mia. Mamma, ma che fortuna. Vabbè, prima di iniziare io vi saluto, bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video. C'è peccato Batman, ma napoletano, come state? Spero tutto bene. Scusate, sto mettendo un attimo su cosa non riesco mai ad infilare. La metà così, sperando che non mi cara. Metto un poco meglio perché tengo paura che mi cara urlo giù. Però no, non va qua. Facciamo qua giù. Ok. No, casa, secondo me è troppo esterno. O no? È troppo esterno, sì. Timmela qua. Ok. Ma pure così un po' troppo no vabbè, tanto, su 3 minuti. Vabbè, scusate per l'intro un po' lunga. Questo video andiamo a parlare di Milan-Genoa finita per 1-1. Se ditemi se l'intro vi è piaciuta, ma la Befana. Tra l'altro rigore appena sbagliato dal Milan, no dal Milan, scusate, dal Genoa, partita che fino al primo tempo, se posso dire, è stata dominata dal Genoa, ma è stata dominata dal Genoa, che ha segnato per primo il Genoa, non mi ricordo il minuto preciso, se non mi sbaglio intorno al 30esimo o al 20esimo, non voglio dire una bugia. Vabbè, e aiuto, partita è stata dominata dal Genoa, o pare avere una gira con Napoli, che praticamente ha fatto i primi 40-50 minuti di partita una bomba, una bomba, una bomba. È una cosa assurda. Le squadre piccole fanno, diventano il Real Madrid contro le big. Cioè, una cosa assurda sto fatto. Cioè, con le big, le squadre tipo Verona, Genoa e cose diventano Real Madrid, quello là di Roberto Carlos, cioè una cosa incredibile, cioè una cosa veramente che ti dà fastidio, soprattutto con delle squadre che tu odi che ti hanno sempre fatto male. A posto cosa non riesco a mettere, ma già mettere quando non tengo a mettere la Napoli, perché sennò poi se leva e non ha voglia di rompere la mettere la Napoli, vabbè. E vai giù poi dal secondo tempo in poi, dal 40-45esimo minuto, dal 50esimo, con Moli tu, il Milan l'ha dominata la partita, l'ha stradominata, 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 veramente. Ha fatto una partita favolosa. Il secondo tempo è stato favoloso. Infatti, da qui è arrivato il gol di Raffaele Leao. E poi il calcio di rigore, l'ho detto, o non me l'ha detto, non me la ricordo. Il calcio di rigore del Genoa tirato alle stelle. Ah, le stelle, come si fa a sbagliare un rigore così? Come si fa? Come si fa a sbagliare un rigore così? Come cavolo si fa? Come cavolo si fa a sbagliare un rigore così? Come si fa a sbagliare un rigore così? Come si fa? Come si fa? Cioè, è una cosa assurda. Come si fa a sbagliare un rigore? Volesse sapere. Cioè, mamma mia. Volesse proprio capire come si fa a fare cose del genere. Cioè, l'ha sparato alle stelle quel rigore. No, mamma mia, una cosa incredibile. Cioè, è una cosa straordinaria, che mi dà proprio fastidio. Perché al genere poi volevo pure che segnava. A così a Milan perdeva e non guadagnava nemmeno un punto. Però vabbè, il pareggio è buono. Il pareggio
ci può andare bene. Almeno il Genoa l'ha fermato un poco il Milan, ci può pure andare bene. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscriviti al canale e lascia un bel like. Ciao!